4 nuove isole ecologiche nel comune di Campodarsego. ETRA, in collaborazione con il municipio dell'Alto Padovana, installerà 4 aree per conferire i rifiuti. Cambierà quindi il servizio di porta a porta per il cartone e la carta, gli imballaggi di plastica e i metalli e del vetro. Per il secco residuo e l'umido, invece, resterà tutto invariato. Le prime 3 isole saranno installate in via Manzoni, in via Mozart e in via Puccini. La quarta troverà spazio in via San Martino dopo i lavori di adeguamento dell'area. ETRA lavora costantemente per offrire un servizio, sottolinea il presidente Flavio Frasson, il più possibile a misura dei diversi territori, che agevoli e incentivi i cittadini a riciclare di più, con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e raggiungere la percentuale dell'84% entro il 2030, come richiesto dalla Regione Veneto.